Causa maltempo e piogge, sabato scorso era stato rinviato il concerto di Elisa a Udine in piazza Primo Maggio. Oggi si è tenuto, nel frattempo, come sapete, c'è stato un DPCM che ha fissato a 1000 il limite degli spettatori per gli eventi all'esterno, così oggi Elisa ha fatto due concerti, uno alle 15 e uno alle 18:30, ognuno con 1000 spettatori, tutto all'insegna della sicurezza ovviamente, ma anche del grande entusiasmo. Andiamo a vedere com'è andata. Concerto di Elisa in piazza Primo Maggio a Udine, sdoppiato per far fronte alle normative anti-Covid. Come organizzare un concerto con tutte queste difficoltà? Difficile, ma questo era un appuntamento importantissimo per la città di Udine e non solo, per tutta la regione, quindi abbiamo fatto di tutto per poterlo salvare, anche arrivare allo sdoppiamento della data, quindi 2 performance, e questa cosa è stata possibile in primis grazie alla disponibilità dell'artista, perché non è una cosa da poco, anzi è proprio una cosa che non si vede tutti i giorni, che un artista di questo calibro dica salviamo questo concerto, ne faccio 2, ma non deludiamo il pubblico, anche perché sappiamo che il periodo è quello che è, quindi le occasioni sono sempre meno e purtroppo anche i prossimi mesi non ci prospettano niente di buono, insomma. Gli spettatori hanno accolto di buon grado questa novità e soprattutto tutte le misure necessarie, quindi misurazione della febbre, ingressi contingentati. Sì, beh, l'estate è stata tutta contraddistinta da queste nuove situazioni, quindi il pubblico adesso è già abituato. Ha accolto di buon grado la scelta appunto di sdoppiare la cosa, anche perché altrimenti non ci sarebbe stato concerto, quindi sarebbe stata ben altra delusione. Quindi ci godiamo questa giornata di musica, un grazie a Elisa, un grazie al pubblico che la segue, che partecipa e che lo fa nel modo corretto.